mio lavoro inizia ogni notte, 7 giorni su 7, perché lavoriamo anche la domenica, perché andiamo a fare le fiere la domenica alimentari, quindi io lavoro anche la domenica, e inizia alle 2 di notte, ogni notte, però come questa notte che domani c'è il pane doppio, iniziamo a mezzanotte, tanto per farci del bene. Il primo lavoro che faccio è accendere il fuoco, accendere il forno, eccolo qua. Questa è una cosa importante perché questo forno ha delle caratteristiche e cuciniamo il pane sulla pietra, che è lo stesso sistema che avevano una volta col forno a legna, solo che adesso non possiamo più mettere la legna all'interno del forno perché è cancerogena, quindi riscaldiamo da sotto la pietra e qua, una volta portato in temperatura a 340 gradi, fra un'oretta e mezza quando andremo alla cottura, questo andrà su a 340 gradi e quindi riusciamo con i teli a mettere dentro il pane e cuciniamo sulla pietra. Quindi abbiamo praticamente il pane di una volta. Un'altra cosa che facciamo è la cura delle farine. Questa è fondamentale. Per il nostro lavoro, se vogliamo combattere i centri commerciali e le tipologie di vendite a basso prezzo, dobbiamo curare il nostro prodotto. Io lo dico ai miei colleghi, lo dico a tutti, dobbiamo essere seri sul nostro lavoro se vogliamo stare competitivi con il commercio. Adesso qua abbiamo questa macchina qua, che è un'impastatrice tuffanti. Perché questa qua? Perché ce ne sono due tipi. C'è questa qua che praticamente ha delle braccia, praticamente sono due braccia che fanno così, che sarebbe l'impasto fatto alla vecchia maniera. Questo è il segreto del mio lavoro, questo è il lievito madre. Questo qua è già da mio nonno e quindi è portato avanti di giorno in giorno e questo è il lievito madre. Ce lo mettiamo dentro. Ci mettiamo un po' di zucchero, dell'olio extravergine del Garda, eccolo qua. E poi ci mettiamo nient'altro che l'acqua fredda. In questo momento c'è proprio bisogno di acqua ghiacciata. Perché sul pane d'estate ci va l'acqua freddissima, d'inverno invece bisogna quella di rubinetto, cioè il rapporto deve essere equilibrato, bisogna sempre equilibrare in modo che il lievito sia sempre fresco. Qua abbiamo un impasto grezzo e lo vedete bene così. Adesso io lo passo su questa macchina qua, prenderà dell'aria e diventerà elastico. Vedi che prende aria, prende forza. Questa qua, se fai come i pizzaioli, la lanci. Questo qua è il pan de casava, quello che facevano una volta i contadini nelle famiglie, e qua si cucinava una volta alla settimana e forse anche, tante volte anche 15 giorni. Questo è il primo passaggio, il taglio, la spezzatura. Adesso qua abbiamo un po' di filoni, qua ci mettiamo un po' di farina sopra perché non faccia la crosta. Aspettiamo un paio di minuti, lo lasciamo così perché sennò sotto, se fa la crosta, non si apre più. Questo qua va in lievitazione per un'ora e mezza, dopodiché abbiamo il risultato che abbiamo visto là. La sveglia che suona ogni mattina molto prima dell'alba, il duro lavoro manuale per realizzare le pagnotte, la cura delle materie prime e l'attenzione nella cottura. È un lavoro difficile quello del panettiere, che dedica la sua vita alla preparazione di un alimento semplice ma fortemente radicato nella tradizione e nelle usanze di tutte le famiglie.